Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora eccoci, siamo pronti per partire con questa nuova puntata di Made in Polesine. Quest'oggi veramente siamo in dolce compagnia, diciamo. Ma chi c'è qua con noi oggi? Signori, ecco voi Alice. Allora, buongiorno, ciao speciale Natale, abbiamo qua Alice perché è una delle nostre affezionate ascoltatrici, oltre che un personaggio che tutti conoscono perché è proprio come il prezzemolo, che è dappertutto. Esatto. C'è dappertutto. Spumeggiante. E ci fa piacere oggi che sarà una trasmissione particolarmente portata verso la bontà e verso il Natale, abbiamo Alice con noi. Ciao Alice. Grazie Come stai? mille. Tutto Sto bene? benissimo, grazie a voi per avermi ospitato in radio per questa mia richiesta di Natale come desiderio e regalo. E quindi sono molto felice di questa nuova esperienza. Grazie ancora. Quest'anno con i regali ce li siamo cavati bene. Sì, un po' così. Veramente. Dai. Allora, naturalmente salutiamo chi ci ospita come sempre tutte le settimane a Radio Diva FM, Radio Colbe Rovigo e Made in Polesine Web TV. Questi sono i nostri media che appunto tutte le settimane ci ospitano. E adesso allora possiamo partire, anzi leggiamo prima i titoli che andiamo come solo tu sai fare questa settimana. Allora, primo titolo, Capodanno in Polesine. Piano. Dai. Di solito faccio io, però adesso lo farà Alice. Noi dobbiamo fare ogni titolo facciamo È il separatore. Lo devi fare tu. È tipo un jingle. Si riparte. Allora, primo titolo, Capodanno in Polesine. Eccolo qua. Presepe, albero e novità. Poi, quale scuola manca in Basso Polesine? Ecco. Film nel territorio. I titoli così non è che dicono un granché, dopo comunque. Anche dopo. Anche dopo. Ok. Qualità della vita in provincia di Rovigo, noi siamo al 70° posto, però. Manca. Teniamo la No, perché noi siamo così, sai. Noi siamo sempre precisi. Ogni titolo è un Ogni titolo c'è un C. Ok. Però sentite che grazie. Vedi, Io di solito faccio più maschile, più con più testosterone. Invece lei. Il tono femminile c'è, dai, sicuramente. Dai che cominciamo. Allora dai, ci sentiamo tra pochissimo per iniziare Made in Polesine. Allora siamo pronti, dopo questa nostra introduzione, naturalmente pronti per iniziare la puntata vera e propria di oggi di Made in Polesine. Primo titolo, come abbiamo già accennato prima, Capodanno in Polesine. In Polesine si sta muovendo tutta la provincia. Ricordiamo che a Rovigo ci sarà una serata in piazza tra il freddo e il gelo, come ci sarà Ostetrica Gamberini con 2 gruppi di sostegno eccetera, e quindi ne approfittiamo con avere qua Alice. Perché? Perché lei sappiamo è animatrice, fa un sacco di cose, è veramente un bel personaggio. Troppo buono, Maggi. È proprio un bel personaggio. A Portoviro in particolare, visto che tu sei di Portoviro, si farà qualcosa in particolare o avresti qualche suggerimento da fare, visto che ancora mancano 10 giorni, forse si farebbe può ancora in fare tempo? qualcosa. Allora, guarda, io al momento non ho sentito niente, insomma, in paese che ci sia qualcosa come in piazza magari, oppure non so, qualche festa privata. Sì, effettivamente non c'è una grande informazione non ho di sentito, questa non ho Allora, sentito chi molto. meglio di noi che facciamo radio potreste Dai. approfittarne. Ma non ne approfittano? Non ne approfittiamo. Ma questa è una punta È un'altra polemica. cosa, dai. Vabbè. Il capodanno che va per la maggiore, secondo me, è sempre quello in famiglia, comunque con gli amici, magari a casa, qualche festa, a casa di qualcuno, insomma, così. E in paese non ho sentito, come ripeto, nessuno che faccia qualche festa. Lancio anche una richiesta di fare feste a livello paesano in piazza, che magari non guasta mai, insomma, sì, esatto. E niente, non so, voi siete informati di qualche festa? No, noi onestamente sia Taglio di Po che Portoviro, forse Portotolle ha i tendoni come tutti gli anni. Il Palanatale mi sembra. Il Palanatale, quindi allora è una tradizione. Sarebbe cosa buona e giusta farla in piazza, onestamente c'è freddo, Sì. Quindi, All'aperto insomma. perché esatto. o hai Però- una location particolare tipo Ferrara, tipo anche Rovigo nel suo piccolo, che Però praticamente è quest'anno una ci sono città. anche le piazze ben illuminate, c'è la pista di ghiaccio, Sì, insomma, non bravi. sarebbe male Portoviro fare non male. qualcosa Però anche- se poteva organizzare qualcosa, come hai detto tu, Lancio magari l'appello. a Porto Tolle c'è questo tendone, anche da noi, ma ci fosse un tendone all'interno dove magari si può naturalmente cenare. Ma poi noi la ballare, buttiamo lì, cioè, visto fare che- il classico di Capodanno. insomma. cercasi tendone per Ecco. piazza di
Beh, oramai penso sia oramai un po'. Però ma te non lo trovi? Un po' tardino, sto parlando. Ancora solo i baiocchi, ci vogliono solo dei soldini. I baiocchi, tu dici che mancano quelli. Quindi Vabbè. ricordiamo, fino adesso abbiamo notizie solo di Rovigo che appunto hanno presentato in conferenza stampa la serata dell'ultimo dell'anno con l'Ostetrica Gamberini eccetera. Non sappiamo ancora ufficialmente il Portotolle cosa farà, ma sicuramente farà qualcosa. E quindi sul suggerimento di Alice si potrebbe fare qualcosa anche a Portoviro, taglio di Po. non Io lo mi so. metto a disposizione anche. Brava. E noi come Radio Diva e Media Impolese le facciamo anche da media partner, ma tanto non ci chiamano. Ma tanto non ci chiamano. No, Vabbè, ci dai. chiamano. Ma questa è quella appunto polemica che Allora dai, Lancio il jingle. abbiamo concluso questo primo intervento di oggi. Ci sentiamo tra pochissimo, naturalmente, per continuare in Medipolesine. Siamo rientrati come sempre su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Medipolesine Web TV e siamo pronti per affrontare il nostro secondo titolo di oggi, che naturalmente è sempre impregnato su quello che è il nostro periodo natalizio, appunto presepe, albero e novità. Cosa vogliamo dire? Allora parto io. Vai. Presepe, allora ogni anno c'è la polemica sul presepe, non si può fare il presepe, non bisogna suscitare malumori. Secondo me, al di là di presepe e albero, andare in una casa addobbata a Natale a me fa piacere. Esatto, sono d'accordo. È segno di festa. Sì, onestamente mi piace di più l'albero. Il presepe. Ma anche presepe, insomma, è una bella. Perché tu sei vecchio dentro? È vero, sì. Grazie di questa frecciatina, Vabbè. sempre insolitamente. Però butto qua. Vai. Siccome poi c'è sempre la polemica che chi ha un'altra religione, i musulmani in particolare, il presepe da fare. Per me allora non interessa assolutamente niente. Siamo noi che ci facciamo delle pare. Sì, nel senso, sì. Sì, per me io conosco un sacco di persone, marocchini o altro, che sono musulmani eccetera, però non ho mai sentito che sono indignati se vedono il presepe e altro. Siamo noi che abbiamo già detto la volta scorsa, che con questa storia del politicamente corretto ci complichiamo la vita sempre. Cosa dici? Sono d'accordo, anche per me secondo me, cioè è una cosa che ci facciamo noi, sono una cosa Sì, mentale. è una parola che ci facciamo noi ogni volta per non suscitare. Facciamo sì dei pregiudizi magari su questa cosa che in realtà non ci sono. Esatto. Comunque secondo me l'albero regna sovrano nel Natale, Anche per me. Assolutamente. L'albero è veramente il simbolo simbolo principale del Natale. Poi però anche il presepe a me piace. Però sai io cosa? a casa mia l'ho fatto. Io mi ricordo- Anch'io ce l'ho però minimali, piccolino, ma ce l'ho. Guarda, mi ricordo da bambino che il presepe coinvolgeva tutta la famiglia prima, poi dopo c'era una settimana di lavoro. Adesso invece, come dice lei, ci sono quelli già pronti, minimali, sai, sì, dai. la tua casetta, tracca, metti lì, Esatto. presepe fatto, no? sì, Il sì, presepe ha tutta una importante, Si è liturgia. persa un po' la costruzione di questa cosa. La liturgia, c'era una volta la cabra, bisognava andare a prendere il muschio, Muschio, sì. cercare il muschio, dove c'è il muschio. Allora poi sai dov'è il dietro dell'albero? No, non dirlo. Non lo possiamo non dirlo, non lo Non so. voglio neanche saperlo. No, possiamo. Appena spegniamo il microfono, Ciao. Questa confidenza, va bene. Ci sentiamo tra poco per naturalmente continuare Medipolesine. Ed eccoci, allora siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Medipolesine. Dopo questo ulteriore break ci facciamo un caffettino, questa volta ce lo facciamo. Facciamo pagare a noi. Caffè pago io, ragazzi. Chiaramente. Perché è ospite, vero? Perché ogni volta noi abbiamo il braccino corto, Ah, ok. No, dai. ogni volta dobbiamo stabilire chi paga e Pago. moriamo di sete. Non mi Allora, veniva moriamo. Vogliamo andare con Vai. il prossimo titolo? Allora, dai, parliamo. Allora, quale scuola manca in Basso Polesine, secondo voi? Allora, Secondo te? introduco io il problema perché abbiamo detto che Alice è un'artigiana, sei artigiana, commerciante, Artigiana, sì. Quindi sicuramente sa quanto è importante anche la formazione, eccetera. Ci sono scuole adeguate nel nostro territorio. Abbiamo parlato tempo fa di una scuola per pescatori, per me è una bella iniziativa a Portotolle.
Però per il vostro settore, per esempio, panifici, panettieri, c'è qualcosa? E sapevo di corsi organizzati all'ENAIP, insomma, in questo istituto proprio adibiti alla pizzeria, quindi alla panificazione, però altre scuole specifiche che trattino solo e esclusivamente quel mestiere lì non credo ci siano. Insomma, non mi risulta. Non mi risulta nel territorio. Sì. Sono sempre mestieri che comportano comunque un'esperienza, quindi sicuramente una parte teorica, però nel campo poi è quello che alla fine certo, sì. incide sempre, insomma. Ecco, noi ne abbiamo parlato tantissime volte. L'apprendistato, che era una delle cose importanti fino agli anni 90 praticamente, un ragazzo che non aveva voglia di andare a scuola, che non è poi una cosa così grave, cioè uno non è portato per lo studio, esatto, sì. Però andava a lavorare presso un artigiano, un commerciante eccetera, e imparava il mestiere a bottega e poi dopo apriva in proprio. Se aveva dei numeri, sì. Al di là della difficoltà di aprire in proprio adesso, perché sì, chiaro, adesso sì. fare l'attività, l'abbiamo detto molte volte, è per eroi. È per eroi veramente, perché lacci, lacciuoli, tasse, non tasse, commercialisti, sì, insomma, c'è anche il lato altro. positivo della medaglia di avere un'attività, però indubbiamente è una cosa non è molto facile, sì. Però quindi la mancanza dell'apprendistato, adesso tu che... Ci sono degli stage che vengono ancora fatti, insomma, non so se si possa ci sono ancora in atto, ma secondo il mio parere sono talmente brevi, cioè sì, esatto, brevi, e è poi un po' anche difficile entrare nel mondo del lavoro con lo stage. Sì, poi hai anche dei limiti, non puoi farli lavorare. No, prima invece quando uno sono pieni di vincoli questi stage. Andava a lavorare appunto per imparare il mestiere, rimaneva lì 1 anno, 2, 3 e poi insomma riusciva a capire un po' come funziona la cosa, e quindi dopo decideva se magari rimanere poi operaio, quindi come diciamo noi sotto padrone, sì. Oppure se aprire l'attività in proprio. È sparita un po' anche, però è sparita sta cosa. È sparita un po' anche la manualità dei mestieri. Onestamente ci sono molti giovani che non si mettono più all'opera con le proprie mani, ma cercano sempre insomma di studiare, che è sempre una cosa buona, certo. Ovviamente avere un titolo di studio, però nessuno più si mette ad imparare un mestiere artigiano. Quindi non so, anche un calzolaio, un pizzaiolo, un panettiere, vengono sempre meno, esatto, c'è sempre meno. Facevamo un esempio, Taglio di Poco, il mio paese, non c'è neanche più falegname. Eccola lì, vedi. Cioè, se hai bisogno di un falegname, non ti arrangi. Non c'è. Idraulici ce ne sono sempre meno, eccetera, così anche elettricista e tutti questi mestieri. Magari più scuole professionali. L'ENAIP fino a poco tempo fa faceva il suo giusto lavoro, sì. E sfornava persone, però sappiamo che sfornava tanto per rimanere in terra. Sì, però sappiamo che adesso è in difficoltà perché ci sono meno contributi eccetera eccetera eccetera, e quindi rivalutiamo ancora la figura dell'apprendistato e la figura dell'artigiano, e abbiamo qua una bella una validissima rappresentante del settore. Grazie, dai, troppo buoni, troppo buoni. Allora dai, ci fermiamo e adesso il caffettino ce lo beviamo. Adesso tiro fuori le monetine e via col caffè. E ci sentiamo tra poco. Facciamo pagare lei. Esattamente. Allora, ci siamo un po', come dire, rifocillati, ecco. Siamo un po' dislessici oggi. Buonissimo il caffè. Il nostro bar è veramente e poi sai, fornitissimo. Quando il caffè è pagato... noi tu sai che abbiamo il braccino corto. Noi su questo tatto proprio Dai, prossimo titolo, parliamo dei film nel territorio. Quando noi insomma si sta muovendo allora chi segue un po' le fiction, chi come me anziano guarda la televisione, sa che ogni fiction italiana è appoggiata a un marketing territoriale importante. Non so, Gubbio con Don Matteo, dove c'è il lago, guarda quanta importanza ha avuto con la fiction che si faceva, sì. eccetera eccetera eccetera, e stanno facendo un filmato, anche un film con regia di Claudio Cupelli, con Valerio Agolino e Valerio Mastrandrea, nel nostro territorio, nel nostro delta, tra Papozze, Portotolle eccetera, e quindi è una cosa molto molto importante. Allora chiediamo ad Alice, che è conoscitrice del nostro territorio. Mi sento quasi interrogata. Ma secondo te, secondo me sì, io premetto già sì. Però secondo te quanto è importante far conoscere il nostro territorio anche con questi sistemi che probabilmente hanno anche dei costi, nel senso che verranno dirottate delle energie, delle sostanze economiche che magari sono fatte per la conoscenza del territorio per fare questi film. È importante o no?
Ma secondo me è importante anche perché insomma siamo sempre svalutati come territorio, quindi a volte calcolati poco, però in realtà attorno a noi ci sono molte bellezze. Anche noi in primis siamo belli dentro. Esatto. Noi, ma tu non- da fuori, ma noi dentro. Per dire, fare un esempio, noi non ci mettiamo mai nel weekend a fare, non so, il giro della Sacca, che ci sono queste escursioni che vengono fatte, non lo apprezziamo fino in fondo il territorio, invece ci sono persone che vengono anche da distante per fare questi tipi di escursioni, quindi secondo me valorizzare tramite film, documentari, comunque insomma riprese nella nostra zona è importante. Abbiamo sempre detto che noi locali non siamo, cioè non valorizziamo sufficientemente A volte il nostro territorio, che è comunque molto importante, molto ambito, se vogliamo. Quasi il fascino di averlo qua vicino. Sì. Cioè sembra una cosa Scontata. una cosa scontata, una cosa naturale. Invece, ragazzi miei, come abbiamo detto un sacco di volte, tiriamocela un po' di più, perché questi nostri luoghi, questo nostro delta è veramente unico nel suo genere. Non c'è una coppia uguale, non c'è. E quindi io faccio la provocazione valorizziamo, però, La provocazione è questa, che quando parli di delta, specialmente con quelli che ci tengono di più, gli ambientalisti e altro, vogliono che il nostro delta rimanga così esclusivo, così selvaggio. Bisogna trovare un mix, Esatto, tra questo e il mercato poi, perché poi è vero che è giusto tenere, non so, io sono innamorato di Scanoboa, ogni volta che parlo di Scanoboa qualcuno mi chiama e mi scrive: non parlare di Scanoboa che non vogliamo arrivino i turisti lì. Cioè, se non arrivano i turisti, dopo non lamentiamoci se la gente poi va via, va a lavorare fuori, eccetera. Diamo un'opportunità in più e magari cerchiamo di coordinare e far combaciare ecologia da una parte e anche mercato dall'altra. Esatto, sì. Cioè non è impossibile, cioè non è che domani arrivano tutti i turisti, dobbiamo fare cementare dappertutto. No, certo. Però un esatto. po' di infrastrutture, insomma. Quindi ci vorrebbe, insomma, ci vuole uno che arriva qua non sa dove andare. Esatto, quindi ci vuole un mix giusto che in questo momento qua non abbiamo, perché la ricettività del nostro territorio è abbastanza piccola e trascurata. Abbiamo il problema della viabilità, che è un altro problema grosso, non ci sono piste ciclabili, eccetera eccetera eccetera, cose che abbiamo sempre detto. Però se ben venga un regista che fa un film qua, che magari domani ci porti un 100-200 mila visitatori in più, ricordiamo che nel Polesine sono 350 mila visitatori ogni anno, quindi non è che siamo proprio all'età zero. Esatto, però qualcosa si muove. Se mi vuoi invitare anche a fare il film, io vengo volentieri. Però chiediamoci perché la gente non resta più qua più di una giornata e non soggiorna qua, perché probabilmente non riusciamo a dargli. Vabbè, questa è un'altra storia. Quindi ben venga un film, ben vengano altri film. Salutiamo anche il nostro amico Zanellato, che fa parte della Polesine Film Festival, una cosa così, che è quello che probabilmente anche ha fatto l'aggancio per queste cose, e vedremo Alice protagonista insieme a Lagolino Speriamo. Del prossimo film. Vabbè, Speriamo. possiamo dire che l'abbiamo lanciata noi, poi alla fine questo possiamo dirlo. se si dovesse verificare questa cosa. Mi ricorderò sempre di voi. No, adesso devi dire una frase storica. Avvicinati al microfono qua davanti. Addirittura. Devi dire: se avrò successo dovrò tutto a questi due. Esatto, Deficienti. dovrò tutto a questi due, Leandro Maggi e Davide Milan. Brava. Altro caffè. L'altro caffè, questa volta paghiamo noi. Ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. Allora, siamo pronti per affrontare l'ultimo argomento di oggi? No, perché siamo arrivati di corsa proprio all'ultimo istante, mentre stava finendo la canzone. C'è ancora la mentina. Abbiamo fatto in tempo, loro sì, però io non. Io gliela poi toccata bene. Piena di microbi. Vabbè. Ultimo argomento di oggi: qualità della vita in provincia di Rovigo. 70° posto. Allora, perché ne parliamo? Siamo a Perché? metà. Come sempre noi siamo la Cenerentola del Veneto. Vabbè, allora praticamente il Sole 24 Ore 2 giorni fa ha fatto la classifica delle province in Italia. Prima Milano, ultima Caltanissetta, 140 posti, Sì. a metà strada Noi. sopra di noi c'è Treviso, e poi c'è Vicenza, e poi c'è Verona, c'è Pordenone, Tutto il resto del e poi c'è Veneto, dai, Udine, diciamolo. e poi c'è noi 70° dopo qualche provincia del meridione. Siamo sul geriatrico. Perché? Perché?
Prima di tutto perché la classifica si basa sulla qualità della vita, i servizi, gli spettacoli, eccetera. Ricordiamo che hanno aperto il cinema dopo un anno. Sì. Allora, cioè, io mi ricordo Salibello, che era un conduttore di Rai 2 che è venuto a Rovigo a presentare il suo libro, e la prima cosa che ha detto: sono sicuro che voi avete visto un film, non mi ricordo più, che era un film, e tutti, non abbiamo il cinema. Come non avete il cinema? Cioè, si è indignato perché effettivamente un capoluogo di provincia che non abbia il cinema è grave. Sì. Ricordiamo che Portoviro ce l'ha. Portoviro, sì. Portoviro ce l'ha. Taglio di po' ce l'aveva. No, c'era bisogno di non volevi infierire, insomma, più di tanto. No, Alice, tu che sei super partes, c'era bisogno di sottolineare. Secondo me no, secondo me no, però. Ma ci sta, dai. Stiamo scherzando, siamo in clima. Perché in dialetto si dice boccalò. Quindi Rovigo 70° posto. Cosa si può fare per farla diventare perlomeno il 69°, che sarebbe anche un numero magico? Tu sempre malizioso, però, Dopo l'albero. Oggi abbiamo anche il gentil sesso qua a parlare di queste cose. Vai. Vedi che Ma non mi scandalizza. No, dai. Allora, detto questo, cosa si può fare? La nostra provincia, secondo me, ha la sindrome da schiacciamento, Sì. perché è schiacciata dalla provincia di Padova da una parte, da Ferrara dall'altra, poi c'è la provincia di Verona e Mantova dall'altra, e fortunatamente c'è il Delta che tiene botta, e effettivamente è l'unica parte un po' in fermento. Lo dico agli amici di Rovigo che ci odiano per questo. Ma non ce ne vogliate, dai. Alice, tu cosa faresti? Ecco. Qua ti Passate vogliamo. sempre la patata bollente. Sì, dai. Cosa fare per migliorare la qualità della vita? Bella domanda. Cioè, la qualità della vita vuol dire servizi, ci sono strade. Onestamente, se dobbiamo guardarla singolarmente, non è poi messa male, perché c'è una Polesana importante, c'ha 2 autostrade che girano lì vicino a Rovigo, quindi dal punto di vista viabilità siamo a posto. Culturalmente qualcosa si fa, a parte il cinema che non manca, però forse siamo noi di Rovigo che ci piangiamo addosso. Dici? Sono senza parole. Senza parole. Vabbè, quindi Dai, allora. il test che facciamo ai nostri ascoltatori: Facciamo un sondaggio. facciamo un sondaggio, cosa volete per farlo diventare Rovigo perlomeno al 65° posto, va bene? Dai, Sì, dai. un po' più su, dai. Un po' più su. Prefissiamoci di Anche perché i fondamentali ci sono, volendo si potrebbe anche dire che non si sta male, forse siamo noi che ci piangiamo un po' troppo addosso. Dai, allora siamo leggermente in ritardo sulla noi settimana adesso di marcia, chiediamo, perché ma d'altronde insomma, oggi abbiamo Alice, un guarda. po' sforacchiato, diciamo. Dai, Ecco. con Allora, Alice. dai, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Allora siamo veramente nella fase conclusiva di oggi di Made in Polesine. Ringraziamo naturalmente la nostra cara amica Io ringrazio voi. Alice, che è stata la nostra ospite Grazie. in questa puntata, diciamo, Natalizia. natalizia speciale. In 4 anni che speciale. facciamo il programma, mai c'è stata una signorina, un ospite, una signorina. soprattutto Dai! a parte che con noi donne è cosa rara, quindi Sì, dai. abbiamo, qualcuno dice che abbiamo il sex appeal di una cimice. ma quando proprio Sai quando le cimici Vabbè. don. Allora, prima dei saluti veramente finali, conclusivi, la nostra Alice voleva Colgo l'occasione, fare un appello, ecco. sì, colgo l'occasione, visto la possibilità, di parlare 2 secondi del mio albero, del nostro albero della pizzeria favorita, ovviamente, che abbiamo lì davanti, che ci è stato dato tramite la Proloco, insomma sono stati consegnati questi alberi da addobbare. Noi abbiamo deciso di invitare tutti i nostri clienti ad addobbarlo, quindi di passare a portare un piccolo fiocco, una pallina, qualsiasi cosa, perché 15 anni di attività, insomma, sono importanti, e oltre ad essere il nostro albero, è l'albero un po' di tutti i nostri clienti. Bene, Quindi un bene. bel simbolo del Natale, di condivisione, e ho visto anche che le persone si sono molto adoperate per passare a portare queste palline. Bene, mi ha fatto un questo sacco piacere. fa veramente piacere. Sì, vuol dire che si è un po' anche seminato bene. Una partecipazione anche. Sì, Dai, Brava Alice, brava. Tutti Bene. coinvolti. Grazie. Possiamo Però chiedo un'altra cosa, Alice, saluta tutto il tuo staff. Voglio salutare tutto il mio staff, ovviamente il mio braccio destro, mio fratello Gabriele, mia mamma, mio papà che a volte viene a darci una mano, Pietro, Cristiano, Anna all'occasione, e l'ultimo arrivato Ginetto, insomma Ma siete in tantissimi. siamo in tantissimi in questo piccolo punto d'incontro del Delta, la favorita. Gli avevo dato un dito, si è preso un braccio. Ho preso tutto lo spazio a disposizione. La perdoniamo, dai. Grandissima Alice.
Dai, allora noi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. E Alice Bianchi, che bello! L'augurio di un buon fine settimana e naturalmente a prestissimo, va bene? E il nostro countdown? Il nostro countdown, questo può mancare. Il nostro classico countdown. 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Ciao! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.